Amici bellini, siamo contenti perché la situazione è interessante, quella della classifica. Io però, facendo un'analisi generale della Serie A, non posso non guardare quello che sta succedendo a livello di arbitraggio, e visto che si è punto a punto, certe cose purtroppo spostano. Quindi andiamo a vedere questa cosa e parliamo anche dei rinnovi. Cominciamo. Allora, video leggero, oddio, insomma, il video probabilmente breve perché c'è poco da dire, però quello che c'è da dire bisogna dirlo. Benvenuto Lolloful dal 1998, mi segue dal 1900, non è vero. Grazie a tutti, siete molto bellini, siete billing nel seguire tutti i contenuti, vi ringrazio. Adesso vediamo di organizzare la live, magari giovedì, magari uno si guarda pure la Fiorentina, potrebbe essere interessante, lasciate i like che ci portano direttamente verso la live. Oggi si parla, c'è stata qualche notiziola di mercato, si è parlato di un portiere, si è parlato di nuovo di così. Ogni martedì è un martedì pazzesco perché si finisce di parlare della partita, si apre il mercato perché abbiamo la settimana. Però prima di tutto, se io mi sposto di qua, io vedo certa roba che è come al solito, togliamoci un attimo la sharp, perché poi quando succede poi a noi, allora questo invece che cos'era? Signori, se nel discorso di Dumfries uno può anche accettare che se non ci fosse stato il braccio sarebbe finito addosso al corpo, quello che vuoi tu, però qua, e non ha importanza che sia la Juve, il Verona, il Milan o il Torino, è più largo di così non si può. E non mi potete dire l'ascella, perché l'ascella, che magari è una parte verde, la spalla è una parte verde, ma l'ascella, io capisco il petto, ma l'ascella il pallone è più grande dell'ascella, di conseguenza il pallone intero va a finire sul braccio, sul bicipite, sul tricipite. Come si può accettare? Dai. Poi loro vincono la partita, si rimettono in carreggiata, adesso Motta è buono, un'altra volta diventa buono, vedi come nei giudizi uno dovrebbe stare un po' più calmo, dovrebbe avere un pochino più meno sclerotici, perché è chiaro l'insoddisfazione di uscire dalla Champions in quel modo, di uscire dalla Coppa Italia in quel modo, però poi vai a vedere il rendimento in campionato e si trovano lì. E quindi io devo riprendere un discorso mio vecchio e sono combattuto. Ero combattuto all'epoca, sono combattuto adesso. Cioè, vedere tra Atalanta e Juventus, chi voglio vedere terzo, chi voglio vedere quarto, chi voglio vedere... E ci arrivi. Insomma, qua si deve indignare tutta l'Italia, si deve indignare anche il Verona. Dovete essere chiari, bisogna indignarsi. Che peccato il gol di Suslov, l'abbiamo visto tutti, un gol bellissimo. Lì però il regolamento ce lo spiega abbastanza bene, il fuorigioco esiste perché la respinta del portiere non fa cambiare il possesso e quindi dobbiamo annullare uno dei gol più belli della Serie A. Però qua devi dare rigore, devi dare la possibilità a Vlahovic di sbagliare il rigore. Non so se c'era già Vlahovic, sì, sta là Vlahovic. Devi dare la possibilità a Vlahovic di sbagliare il rigore, di sbagliare un altro rigore, gli devi fare... Vi rendete conto? Vi rendete conto di quello che significa? E allora la mandano tutto in caciara. State facendo apposta. Mandate in caciara in modo tale che ma poi ognuno ha cose da recriminare, qualcuno ha cose... E così veramente diventa difficile affidarsi a un regolamento e vedere delle partite che vengono così. Tra l'altro c'è stata una curiosità. Non succede nulla, ti hanno detto che è un'ascella. E se è un'ascella e guardi l'immagine, mi sembrava l'ascella di chi sta sotto la doccia. Tutto insaponato, ti stai lavando e anche l'ascella, non era l'ascella. Sul gol di Thuram l'ho postata sugli altri mini social miei, su Instagram, su X, su TikTok, se volete ve la andate a vedere, perché tutti mi avete mandato l'immagine di Zielinski che quando un gong sbaglia fa così, si vede che però non è il rammarico che un gong ne ha segnata, è lo scampato pericolo, il sospiro di sollievo. Ma andatevi a vedere Yildiz cosa fa al gol di Thuram, una roba che probabilmente, se non sono bollette, è perché ce l'aveva contro al fantacalcio. Ci spostiamo un'altra volta per chiudere questa situazione, per vedere lo stato di forma, perché io ho ascoltato un pochino tutte le situazioni, insomma, nazionali, internazionali. C'è stato un articolo del Times, mi pare, parlando di Gilmour, insomma, si parla del Napoli e se ne parla nella maniera più disparata. Signori, guardiamo un attimo, questo è lo stato di forma della Serie A.
Lo stato di forma è una cosa che si dice spesso, no? Chi la vince la Champions League non la vince necessariamente la squadra più forte, ma la squadra che arriva in uno stato di forma nelle partite poi decisive. E adesso noi siamo alle 11 finali, 10 finali, 9 finali, 8 finali, eccetera, eccetera. E il Napoli deve assolutamente invertire la rotta, perché se andiamo a vedere lo stato di forma della Serie A, e cioè le ultime 5 partite, la Juventus, è chiaro, non si contano le coppe, noi le coppe non ce l'abbiamo, la Juventus è quella con 5 vittorie consecutive, quindi con uno stato di forma in allungo, stanno andando benissimo. Questo può anche significare magari che le statistiche, voi quante ne vuoi vincere? Il Napoli per esempio ha fatto il filotto di 7 vittorie, ce lo ricordiamo, è quello che ti dà il fieno in cascina. Quindi stato di forma Juventus, la Roma, pazzesco che la Roma abbia addirittura superato il Milan, perché era una situazione che andava normalizzata, sia Milan che Roma hanno dei giocatori interessanti, giocatori forti, giocatori che in uno stato di normalità possono tranquillamente aspirare al quarto posto, però la Roma ha fatto quello che ha fatto, De Rossi, poi Juric, poi hanno messo il normalizzatore e adesso Ranieri ha normalizzato tutto. Il Milan invece, Fonseca, poi con Seisao, la cura con Seisao, non ha aggiustato niente, si sono continuati a scoperchiare una serie di insoddisfazioni e il Milan è una squadra allo sbando che in questo momento viene scavalcata addirittura dalla Roma. L'Udinese, però l'Udinese, guardate lo stato di forma, Lucca, poi addirittura lo tira Toven e segna anche Toven il rigore. La Lazio, vedete queste squadre che noi abbiamo affrontato da poco, quindi il rammarico con la Roma, il rammarico con la Lazio, il rammarico con l'Udinese. Questo è il quando, non è quando tu vai a vedere. Il Napoli c'ha il calendario facile, il calendario è facile quando tu l'hai affrontato già e dici qua è stato facile, ma quando lo guardi nel futuro e dici tu dobbiamo affrontare questa squadra che è una squadra scarsa e poi succedono le siringhe, come la mettiamo 9? Quindi il calendario facile lo devi far diventare tu, ma è il quando le affronti certe squadre. Ci sono squadre che hanno un momento di grandissima forma, squadre che hanno il momento della flessione, squadre che sono in difficoltà e squadre che alla fine del campionato lotteranno probabilmente per non retrocedere. Quindi saranno punti più pesanti, saranno squadre più chiuse. Attenzione! Attenzione, attenzione. E il Bologna che si sta comportando bene, l'Atalanta sta qui, anche se l'Atalanta sta subendo un pochino la flessione anche lei, come il Napoli e come l'Inter, e l'Atalanta sta qui. Poi c'è il Torino, l'Inter, il Milan, meglio del Napoli, cioè per arrivare al Napoli dobbiamo arrivare qui, quindi il Napoli deve assolutamente dimostrarci, e la cosa bella che ci fa stare più tranquilli è che abbiamo chiuso in crescendo contro l'Inter e quindi voglio sperare che a fine primo tempo ricomincia il Napoli a performare, ricominciamo a vedere una squadra con il 4-3-3 che poi diventa 4-2-4, insomma dove una squadra più votata all'attacco, col possesso palla, crei qualcosina in più e qualcosa la puoi fare, devi blindare la porta di nuovo e quindi speriamo che, perché con Juan Jesus si è andata abbastanza bene, però speriamo che con l'arrivo, col ritorno di Buongiorno e col ritorno di Olivera, ecco legato, vedi come sono riuscito a legare tutto, Olivera il rinnovo annunciato, quindi Olivera in questo momento è il giocatore che ha il contratto più lungo del Napoli, scadenza 2030, quindi blindatissimo, il Napoli ci crede, evidentemente Conte è contento e quindi si continua con Olivera, vita natural durante, perché mi pare che chiuderebbe poi a 33 anni, quindi te lo tieni finché te lo tieni. Poi bisogna fare delle riflessioni su un altro, perché Spinazzola non sappiamo l'anno prossimo quanto ti può rendere e quindi una riflessione sul mercato andrà allungata. Insomma, Napoli 4 punti nelle ultime 5. La speranza è proprio quella che adesso noi abbiamo svoltato, siamo rientrati in una situazione un po' più di fiducia, un po' più di entusiasmo e di fisicità, nel senso di reggere per 90 minuti e dobbiamo affrontare la Fiorentina. La Fiorentina terrà giovedì anche la partita di Coppa, di conseguenza noi staremo lì a vedere, a capire che cosa si può fare, perché Palladino è uno di quelli che, grande Palladino, ma la Fiorentina può addirittura competere per lo scudetto. Palladino ha perso il controllo della partita, troppi infortuni, Bove, non c'è più, Palladino in bilico, la Fiorentina poi batte la Fiorentina, Palladino, grande, senza giocatori Palladino, poi Palladino di nuovo se perde sclerotici, tutti sclerotici, tutte sentenze che poi non portano alla tranquillità di nessuno. Quindi la Fiorentina ha giocatori capaci di fare la partita e lo abbiamo visto.
quindi va affrontata con grande rispetto, però senza timori reverenziali. Abbiamo subito un gol in più rispetto alla Juventus, abbiamo fatto 2 gol in meno, ma la Juventus non perde. L'unica sconfitta, onestamente, ce la siamo tolta noi, la soddisfazione. Troppi pareggi, ovviamente, 13, però ricorda nella statistica una Juve di Conte che faceva un sacco di pareggi, che perdeva poco, mi pare fosse il 2011, adesso vediamo se lo trovo la cosa, e quindi come punti più o meno stiamo là. Il grande Motta che è stato criticato, eccetera, eccetera. Ci credono, è come se ci credono, ma poi c'è il calendario. Il calendario a me non convince come situazione, che dire il calendario è facile, quindi sono avvantaggiati loro, perché non so il quando. Da oggi fino alla fine del campionato non so se le squadre piccole sono effettivamente squadre piccole oppure se avranno il coltello tra i denti, perché le squadre piccole hanno dimostrato che ti possono togliere punti se non stai attento e se non performi alla grande. Il Venezia sta veramente dando difficoltà a tutti ed è una squadra che è praticamente retrocessa. Il Monza lo potremmo salutare in teoria, però qualche punto magari così all'ultimo per qualche fallo di mano e qualche cosa potrebbe accadere. Quindi ragazzi, ecco perché si dice godersi il percorso senza fare previsioni, senza dire il Napoli è favorito perché non ha partite. Anche l'Atalanta adesso non ha partite, è favorita l'Atalanta. Non mi piace ragionare così, il Napoli è favorito oppure il Napoli non ce la può fare perché. Vogliamo vedere che succede partita dopo partita? Preferisco più il discorso delle finali che il discorso del favorito per il calendario, perché poi non porta bene. Senza fare tabelle, senza fare stupidaggini e guardando, se è possibile, anche qualche partita di Coppa, perché poi è bello guardare il calcio in generale. Oggi c'è il derby di Madrid e uno sguardo probabilmente lo daremo. Quindi state tuned sul canale Telegram, su tutti gli altri social, in modo tale che se succede qualcosa di pazzesco poi magari ne parliamo insieme. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, vi ringrazio perché questi sono video che solamente i veri eroi si guardano fino alla fine, perché c'è poco di cui parlare.